Il nubifragio che sta flagellando l'intera Calabria in queste ore non ha risparmiato, come era prevedibile, la piana di Gioia Tauro. Ha iniziato a piovere nella serata di ieri e le copiose precipitazioni sono durate tutta la notte, ma adesso le condizioni meteo, almeno per il momento, sembrano migliorate. Nei centri maggiormente colpiti dalla pioggia, in particolare Palmi, Gioia Tauro e i comuni preaspromontani come Cittanova, Oppido e Molochio, in pochissime ore sono caduti oltre 200 mm di pioggia. Le immagini che state vedendo, girate casualmente dalle persone con i loro smartphone e arrivate alla nostra redazione, sono impressionanti e danno il senso di quanto accaduto nella giornata di ieri. Strade allagate, disagi alla circolazione, marciapiedi impraticabili, tombini a mo' di geyser islandesi. Ora si fa la conta dei danni, anche se ancora non c'è una piena contezza di quanto avvenuto, ma ad una prima stima, fanno sapere i responsabili dei vigili del fuoco e della protezione civile della zona, non sembrerebbero tanti. Le strade della piana ovviamente sono piene di detriti e fango che adesso andranno rimossi per evitare incidenti e per evitare che in caso di nuove precipitazioni possano costituire ulteriore pericolo. A Palmi questa mattina le scuole sono rimaste chiuse a causa dell'emergenza meteo. Inoltre il Comune di Palmi ha istituito il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile che rimarrà attivo fino alla cessata criticità.